Allora, questo è il rituale per entrare nei pensieri della persona amata, meglio del tuo ex. Allora, come procedere nel rituale? Noi abbiamo una candela, abbiamo una matita in legno, mi raccomando, in legno, un foglietto di carta del nastro celeste, celeste, e non avendo, o meglio per motivi di privacy, invece di utilizzare le due foto, perché ci vuole la foto di lui e la foto di lei, tutte e due foto, sia dell'uno che dell'altra, sia di quella che sta operando e sia del suo ex. Due foto. Io ho preso queste due carte facendo finta che sono due foto per farvi vedere la procedura. Allora, perché la matita in legno? Perché non ci devono essere corpi estranei. Tutto quello che ha a che fare con la natura. La candela, la matita in legno, il foglio di carta, il nastrino. Quindi tutto quello che ha a che fare con la natura. La prima cosa da fare, dobbiamo accendere la candelina. Ecco qua, accendiamo la candela. Bisogna farsi il segno di croce in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così sia. Una volta accesa la candela, ecco qua, candela accesa, andiamo adesso a scrivere il nome e il cognome e la data di nascita delle due persone, cioè la tua che vai a fare questa operazione e quella del tuo ex. Quindi si scrivono le date, nome, cognome, data di nascita, dopodiché si va a mettere dentro tra le due foto, sempre testa e testa, vanno, questo fogliettino va messo giusto in mezzo alle due foto così e va chiuso. In questo momento lo mettete tra le mani, mettete la foto tra le mani così e pensate intensamente alla persona amata, esprimendo il vostro forte desiderio. Mentalmente dovete dire: non riposerai in pace, avrai nella tua mente la mia immagine, oggi e sempre. Opus, opus sia, voglio e così sia. Poi prendete il nastrino e andate in questo modo, guardate dove sta, ecco qua. Andate a chiudere in questo modo le due foto. Vedete?
Dopodiché queste foto vanno messo per 3 giorni, è meglio dire per 3 notti, sotto al cuscino dove voi dormite per 3 notti, in questo qua. Spegnete la candela, così vi rifate il segno di croce, il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e così sia. A termine delle 3 notti che mettete questo sotto al vostro cuscino, a termine delle 3 notti togliete queste 2 foto e mettetele dentro a un panno di stoffa, possibilmente di seta scura, lo avvolgete dentro e lo mettete dentro a un cassetto dove nessuno lo può vedere e né toccare e lasciatela lì, lasciatele lì queste foto, lasciatele lì finché la persona, o meglio il vostro ex, non vi contatta con qualche messaggio, con qualche WhatsApp, in qualche modo. Va bene? Allora, spero che vi abbia soddisfatto con questo importante rituale e vi auguro una buona fortuna a tutti.